L'eccellenza riaperta con il Tamai che torna a -4 dal San Luigi, le dimissioni di Franti e la crisi dell'Azzurra, i 100 gol di Rinaldi, ma i numeri che non tornano completamente nel ritorno della San Vitese. La Pro Gorizia, che è la squadra che ha fatto meno punti del girone di ritorno, ha vinto una sola gara e sarebbe da zona retrocessione, e per quanto riguarda la salvezza non può stare tranquilla, anche perché il Rive Flaibano continua a fare punti. Insomma, l'eccellenza ha tante cose da raccontare, ma poi andremo anche in altri campionati. Un omaggio a Nardi, 300 gol nei dilettanti. E soprattutto è passato il periodo più importante, febbraio e marzo, i momenti, i mesi in cui si decidono sostanzialmente le sorti, i percorsi delle squadre. Ma adesso è scattato aprile, adesso è cambiata l'ora, adesso si sta in giro anche un po' di più, le giornate sono più lunghe, si fa sicuramente più festa e si festeggerà ad aprile, probabilmente anche a maggio, le vittorie dei campionati, delle coppe che mancano. Ormai, insomma, non si scherza più, anche se il 1° aprile un po' si può scherzare. Sigla. Tante discussioni questa sera, un rigore strano, un retropassaggio sciagurato, sembrano quasi cose da pesce d'aprile, ma attenzione, nella nostra apertura rigorosamente musica italiana, nata sotto il segno dei pesci, è il periodo che va dal 19 febbraio al 20 marzo, secondo me, ve l'ho detto in anteprima, sostanzialmente quando ci si gioca davvero la stagione. E adesso noi stasera, con i peggiori opinionisti possibili in studio, andremo a parlare dei temi principali. Oh, fermo, stavo scherzando, no, sì, stasera abbiamo i migliori, scatenatevi. Ben ritrovato Massimo Jimbo Gerli, Davide Barlocco, Sante Bernardo. Qua gli opinionisti del martedì che si alternano, dall'altra parte il mio uomo della domenica, mister Manno Tomei. Il cattivo, esatto, e mi ha dato una mano per molti martedì a commentare la Serie D, e stasera mi fa piacere che Andrea Barbieri sia con noi. Grazie. Buonasera, in prima serata. E a chi fareste un pesce d'aprile e cosa gli fareste? Sentiamo. Jimbo. Ma guarda, io non lo farei, ma l'ho fatto a Marchina. Sta attento cosa ho fatto oggi. Ho chiamato il DS Cimenti e gli abbiamo fatto un piccolo messaggio sul telefonino dove diceva che dal prossimo anno la società con i nuovi sponsor ha preso un allenatore di esperienza, e quindi adesso lui allenamento era un po' con le orecchie basse. C'è cascato? Dici? Sì, gli sono caduti anche 2 capelli che non li ha, quindi adesso... Barlocco? Io l'avrei fatto a Arduino Pataro, il presidente dell'LME. Gli avrei fatto una telefonata dicendogli: guardi Presidente, che in federazione hanno cambiato le regole e quindi adesso deve giocare uno spareggio. C'è un direttore. Ma dove vai? No, aspetta. Sto qua a perdere tempo. No, vieni. Ecco, ha fatto il pesce d'aprile in diretta a Sante Bernardo. Pesce d'aprile. A te. A me l'hai fatto. Ti ho preparato anche il bigliettino. Fallo vedere di là però, fallo vedere di là. Vabbè, chi era? Un direttore. Un direttore. Allora... E quindi avrei detto al Presidente che si deve giocare un posto solo per l'eccellenza in uno spareggio a Lignano contro il Pordenone.
E per me gli interessante. sarebbe venuto un infarto. Barbieri, dopo avevi questo e Questo, basta? volevo farlo a Ok, te, va questo. bene, ci sta. Barbieri. L'avrei fatto anch'io a te, Massimo. Ah, sì? Avrei fatto chiamare oggi dalla redazione di Sky Sport e avrei fatto chiamare qui in redazione per invitarti a condurre insieme a Caressa senza giacca una sera. Perché no? Non sarebbe stato male, non ci sarei cascato però ormai, credo. Mister Tomei. E ce lo stanno facendo a noi il pesce d'aprile, Massimo. Ormai a noi in generale sono 6 mesi che ci fanno il pesce d'aprile, è l'eccellenza di quest'anno, è un pesce d'aprile. Perché e poi ogni domenica ci fanno uno scherzo. È vero. Ogni domenica uno scherzo. Siamo partiti col Tamai che doveva stravincere il campionato, ma forse sì, no, oggi sì, domani no. Poi è arrivato il Codroibo. Ma sì, forse no, sì, ok, ma sì, no. Poi è arrivato il San Luigi. Ma può darsi, non si sa, perché ancora non sappiamo, uno scherzo continuo. Quindi tu dici che siamo dentro No, un ma grande quante volte siamo detti sembra di essere scherzi a parte? È vero. Cioè, Stasera ne parliamo, torniamo a parlarne. Allora, mister, il pesce, entriamo nell'argomento, il pesce d'aprile dell'eccellenza. Sai che cosa ho fatto? L'ho fatto ai mister dell'eccellenza. Domenica c'era lo scontro diretto, c'è stato San Luigi Codroipo con quell'episodio del rigore, il Tamai che torna in corsa. Allora ho preso queste due situazioni e ho detto faccio il pesce d'aprile a De Agostini, Pittilino e Pocecco. Pesce d'aprile ce l'ha fatto anche Fornasiere che manca in questa puntata spettacolare, ma abbiamo tutti per andare a discutere seriamente dei tanti temi dei dilettanti. Però prima vediamo se vi divertite un po'. A me ha già mandato l'anteprima al giudice sportivo della tua squalifica lunga. La mia? Si la squalifica per frasi, penso, razziste. Dai, stai scherzando. Ma dai, stai scherzando, non prendermi per il culo, dai, vaffanculo. Che praticamente mi ha detto che dopo che vi siete lamentati, tu in particolare, tutta l'andata degli arbitri, che è vergognoso che non hai ammesso che avete vinto con un rigore regalato. Ma mi sembra strano che abbia detto questo e che non ho niente da dire su questa roba qui. Sul campionato riaperto, quelle cose lì, no? Io sono rimasto malissimo perché me l'hanno detto già 3 persone, allenatori, che hai detto vedremo cosa dirà Radina con i suoi opinionisti adesso, dopo tutto l'anno che ci massacra. Cioè, da te Dea non me l'aspetto. Ma chi ha detto questa cosa? Non ti posso fare il nome. Mi aspetto che da te non succedano queste cose. Punto numero 1, se avrò detto una cosa del genere, l'avrò detta come fatto, sta ridendo. Che ma io dico, ma la gente, che cazzo di la dite? Ma io dico, no, No, è una di quelle cose che non so neanche cosa dire. sai perché me l'hanno detto? L'ho saputo oggi, Stefano. L'ho saputo oggi perché oggi è il 1° aprile e ti ho fatto il pesce d'aprile. Mi stavo iniziando un po' nervosire, ti dico la verità. Magari scherzando posso averla anche detta. Sai cosa dici? No? Perché poi Radina sa dice, ma io veramente stavo pensando, dicevo, ma che cazzo a dire queste cose qui che sono. Ma va a cagare, ragazzi. Sì, ti do il consenso, ti do anche il consenso che ti dovete andare a far culo. Bene, abbiamo avuto il consenso. Bellissimo. Insomma dai, dopo tanti discorsi seri è un po' per dire che fortunatamente insomma con i mister si discute ma c'è un bel rapporto e insomma ho voluto giocare con loro. Bene, basta, non è un pesce d'aprile che il Brian Lignano piaccia ad investitori addirittura dall'estero. C'è tornato Zeno Roma dopo lo 0-0 col Campo d'Argico. Facciamo un punto sulla Serie D alle 19:30. È stato il nostro ospite mister Alessandro Mora. Servizio. Il Charlis Buzzane si ferma dopo 6 risultati utili consecutivi e viene superato dalla Luparense. Peccato perché una vittoria l'avrebbe portato a quel 5° posto che da anni si cerca come obiettivo minimo. Il Chions vince e abbandona il penultimo posto. Secondo gol consecutivo per Moreo, stavolta decisivo. Il Brian Lignano pareggia. 7° risultato utile consecutivo e con l'ex Chions De Anna che sfiora il colpaccio sul finale.
È un ragazzo che ha solo bisogno di giocare e ritrovare fiducia e un po' di entusiasmo, perché dopo tanto tempo così è difficile trovare entusiasmo. A me dispiace l'occasione del gol che gli hanno salvata lì sulla linea, perché sarebbe stato per lui un'iniezione di fiducia di cui ha bisogno e che soprattutto si merita. Ma la squadra di Moras conferma il suo percorso di crescita. Nessuna delle prime della classe ha vinto al Tegil. Sì, è un buon momento, stiamo facendo secondo me delle buone partite, le ultime 3 in particolare. Credo sia un Brian Legnano cresciuto. Punti con Mestre, Villavalle, Campodarsego, sempre mettendo il gioco al primo posto. Moras ha affrontato così la categoria e ha avuto ragione. Non siamo ancora salvi, te lo ripeto, e quindi non ho ragione, ma non è questione di ragione, non credo sia di ragione o torto. Noi abbiamo portato avanti, credo, un'idea anche in base ai giocatori che abbiamo. Guarda, dopo un anno credo che un'eventuale salvezza nostra senza play-out abbia un valore molto alto. Il vero campionato importante in questa D lo sta facendo Brian Legnano, anche se il Ceres Muzzane è più in alto in classifica? Credo che ognuno, sia Carlino sia noi, abbia il suo percorso. È un Brian Legnano che diverte il presidente Zeno Roma, saldo al comando della società, anche se voci la vorrebbero destinata a nuovi proprietari. Sembra che continuate a parlare per queste trattative. No, le trattative sono chiuse. E in questo momento ci stiamo troppo divertendo, non abbiamo nessuna voglia, stiamo bene così. Via, giro di opinioni su cosa vi volete soffermare, Barbieri? Ma soffermare sul Brian, direi, quindi tanto di cappello, sta facendo un campionato secondo me sopra ogni aspettativa e quindi complimenti al Brian, però come ha detto Ale non sono ancora salvi perché mancano ancora quei 3-4 punti da raggiungere. Che Indy non è così mai da dare per scontato. La no? D è una brutta bestia, Davide, anche se però davvero dà l'idea di averli a portata per come gioca, se diverti anche con uno 0-0, no? Sì, io quando sento parlare di questo confronto con il Chiarlins, in realtà è un confronto che non sta in piedi e te lo spiego, nel senso che il Brian Legnano è vero che non è promossa, ma è anche vero che ha uno zoccolo duro e un allenatore che sta lavorando da anni, a differenza del Chiarlins che rifà squadra ogni anno. Il prossimo anno potremmo fare un ragionamento del genere. Però io non volevo fare un confronto, no? Sì. Io stavo dicendo, abbiamo 3 regionali, certo. Poco, ho detto, insomma, ma il campionato più importante, dico, chi lo sta facendo? Il Chiarlins per i motivi che dici tu, il Brian Legnano per gli altri motivi, no? Sì. Quello è il quesito, no? Esatto, il Chiarlins adesso deve intraprendere una strada che potrebbe essere la stessa che ha fatto il Brian, partendo dall'eccellenza, e quindi consolidare una posizione e determinati giocatori che gli possano permettere di fare un altro step il prossimo anno. Ecco, però ha perso un'occasione il Ceres Muzzane, no? Qui ci siamo soffermati un attimo sul Brian Legnano. Tomei. Secondo me del Brian possiamo solo parlare bene, perché tutti all'inizio del campionato, dico tutti in assoluto, lo davano quasi per spacciato. Allenamenti di sera, allenatore debuttante, società debuttante in categoria, Ciriello, tenere Ciriello, farlo allenare di sera, tutti quanti, tutti lo davano per spacciato, invece ha sorpreso tutti e quindi per me il Brian oggi è quella che sta stupendo nel campionato di Serie D. Per te, che l'hai già detto, Brian Legnano è sopra le aspettative, il Ceres Muzzane per te è normale. Questa è la tua tesi. Ma ti faccio solo un secondo Massimo, no? Vai. Allora, vogliamo premiare. Però rispondete. Vogliamo premiare un allenatore dalla promozione all'eccellenza? Tu pensi a Zironelli? No. Vogliamo premiare un giocatore dalla promozione alla Serie D? Tu pensi a un giocatore del Chiarlins? Ma qualcuno sì. No, dico, il miglior giocatore. Sì. Camarà è un giocatore che ha un mercato di C. Io metterei sicuramente l'attaccante Ciriello, l'attaccante del Brian. Ciriello. L'allenatore, il miglior allenatore. Ma però è anche vero che Ciriello ha nascosto tanti difetti del Brian Legnano nel corso della stagione. Voglio sentire che Barbieri è Sante. No, dico,
la squadra migliore, tu voteresti per il Ciarlins o voteresti per il Brian? Però io ho visto spesso il Brian giocare male con partite risolte da Ciriello, No, però, allora, perché se dobbiamo dirla tutta, diciamola, insomma. Ma il fatto che oggi finisca il campionato, no? Perché come giustamente diceva il mister prima, devono ancora salvarsi, come diceva giustamente Alessandro, ma fatto finire il campionato oggi, io del Ciarlins Muzzane non premierei nessuno, perché ha fatto un campionato normale. Guarda che il Ciarlins Muzzane quest'anno, io che l'ho visto spesso, a tratti ho visto una squadra che poteva lottare per vincere il campionato. Sì, ma non in classifica. Ok, cioè, ma questo a 2 punti dal quinto posto. Sentiamo Sante Barbieri, poi Gibo, su cui è un bel tema. Io penso che vincente è stata l'idea del Brian, no? Della costruzione, ed è stata la squadra più costante. Sì, ovviamente parliamo dell'anno di questa stagione, no? Mica di È stata tra tutte, perché poi il Ciarlins era partito di nuovo male, tensione. Cioè il Brian è stata la squadra più costante, più piacevole da vedere e che ci ha fatto tifare e che ci identifichiamo con gli Alessio e Ciriello, che sono i nostri giocatori. Questo tema del più piacevole, che Barlocco dice spetta però. È un discorso di costruzione, ma ce lo dicono gli allenatori. Una squadra che viene ricostruita ogni anno è chiaro che ha bisogno di un tempo tecnico per riuscire a trovare un'identità di squadra, e per un allenatore presumo che sia molto difficile. Barbieri, quindi concordi con me che stia facendo un campionato normale? Sta facendo un campionato secondo me buono, dove a tratti ho visto una squadra che 8 undicesimi terrei, metterei vicino ancora qualcosa, e il discorso che fai tu non fa una piega se lo facciamo nel prossimo campionato. Chiaro, io ho già detto. Facciamo così, Gimbo e poi Andrea chiude. Il Brian sicuramente, grandi meriti, però il Ciarlins l'andata, le prime 5-6 partite eravamo ha fatto lì, fatica, ha fatto grande fatica, dopo si è ripreso. Io continuo sempre a dire che all'inizio prendeva tanti gol, dopo non li ha più presi. Mettili d'accordo. Quest'anno però ne ha presi di meno rispetto a altri anni. Ti dico chi sono rimasti, ne sono rimasti 3. Dionisi, è rimasto Kastanjevic. 3 giocatori sono rimasti dall'anno scorso, ha rifatto squadra di nuovo, miseria, è difficile Barbieri, fare calcio così. Dai, andiamo a chiudere questa parte. È Pensavo tutto giusto, più lineare. Invece... Tutte le idee che sento sono giuste e corrette, però se noi prendiamo la rosa del Ciarlins, non è una rosa da 8° posto, con tutto il rispetto. Però 2 mesi fa che ero qua, Massimo mi hai chiesto arriverà nei playoff, e io ti ho detto no, perché davanti sono più costanti, ma non per rosa. La rosa del Ciarlins può starci con l'Adriese tranquillamente, secondo me. Quindi è logico che, come ha detto il signor Barlocco, è normale che quando cambi 20 giocatori devi ripartire, devi conoscere, però alla fine la rosa è una rosa forte. Senti, sul tema ha ragione Moras per come ha impostato questa stagione, riesce a divertire anche uno 0-0, con le grandi ha fatto spesso bene, insomma è un tema che abbiamo discusso spesso, perché anche tu l'anno scorso ti abbiamo lodato per come ha impostato la stagione. Sì, no? io e Alessandro la vediamo un po' uguale, diciamo, simile, nella stessa maniera, ecco. Cerchiamo di avere un'identità, cioè le nostre squadre cercano di avere un'identità, poi se trovi la squadra più forte è giusto però anche. Questo è un po' però te la giochi, cioè non vai a stravolgere in funzione dell'avversario, qualche partita ti adatti perché è giusto così, però devi mantenere una tua identità. Poi... Però quando Tomei dice a inizio stagione cosa avreste detto, io lo dico, a inizio stagione ho detto indi così puoi farti male. E invece Alessandro, che fa l'allenatore e io faccio il conduttore, più o meno, insomma, spero bene. L'unica squadra in Italia che si allena di sera. Sì, una delle poche, immagino. Ma credo che sia forse l'unica che si allena di sera. Guarda, lo stesso discorso che stiamo facendo quest'anno per il Brian, io l'ho fatto l'anno scorso con il Chions. Perché il Chions, che io sono andato a vedere quando vinceva l'eccellenza, e sono andato a vedere gli allenamenti, non è che sono andato a vederlo solo quando giocava, proprio per capire quali sono le idee degli allenatori, io ero convinto che facesse bene l'anno scorso, ero convinto. Tant'è vero che ero molto convinto che facesse bene anche il Brian Lignano quest'anno, anche perché il Brian è vero sì che ha cambiato poco e ha mantenuto una fisionomia di gioco, poi ha messo vicino giocatori che per la categoria sono notevoli, c'è anche quello da dire. Ok, però concludo, non si può ridurre tutto al gioco.
Cioè, ne parlavamo fuori onda, c'è un'empatia con la squadra, c'è che Lignano secondo me aveva e ha avuto. Sì. Quindi c'è una condivisione societaria, allenatore, squadra che li ha portati ad avere questi risultati. Beh, il tema, infatti come chiude Zeno Roma, per me è un messaggio bellissimo. Certo. Ci stiamo divertendo, cioè rispondere alle voci di un interessamento societario con ci stiamo divertendo. Che messaggio è, ragazzi? Miglior messaggio che puoi dare, penso. Anche se di fronte c'è Moras pragmatico, dice non sono ancora salvo. Sì, giusto. Sono ancora salvo. Però è il messaggio giusto quello del Brian. Ci stiamo divertendo perché loro sono una famiglia e hanno portato a casa il risultato, no? Sì, cioè un progetto completamente diverso dal Charlins. Va bene, se non avete altro da aggiungere, io andrei con questa sera ho impostato così la puntata, i temi principali dei dilettanti. La Serie D non pensavo già mi ponesse a un tema principale, però insomma, oltre a lodare i risultati del Brian Lignano, ricordiamo anche il Chions che non abbiamo detto, che è una vittoria fondamentale, con i gol di Moreo, insomma è diventato un tema di discussione. Però partiamo con il primo tema. L'eccellenza riaperta, servizio. 56 punti a 4 giornate dalla fine, più 4 dal Tamai, il San Luigi guida l'eccellenza più strana di sempre. Se le vincesse tutte, la squadra di Pocecco chiuderebbe con una media esatta di 2 punti a partita. Con meno vinse solo il Cras, 57 punti, media di 1,9 nella stagione 2011-2012, chiudendo a più 1 dal Fontana Fredda. Rossoneri che vinceranno 2 stagioni dopo, chiudendo con 65 a più 3. Proprio ancora dal Cras, mister Alessandro Moras, allora giocatore, ricorda quella rimonta. Io a Fontana Fredda ho vinto un campionato nel 2014 dove a 5-6 partite alla fine eravamo a meno 5, meno 6. È chiaro che 4 punti sono un buon vantaggio, però non è finita. A rimontare è chiamato il Tamai, incredibilmente in corsa, mai con 10 sconfitte è stato possibile giocarsela ancora. Tutto davvero può succedere e non è banalità senza la squadra che corre e fa record. Il Monfalcone di Zoratti ad esempio e il Chions di Barbieri, media di 2,5 punti a partita. O il Brian Lignano di un anno fa che a differenza delle altre due giocò la Coppa Italia, che ha festeggiato con 71 punti con 3 giornate di anticipo. Oggi chiediamo proprio a Moras, l'ultimo a vincere, un'idea su chi la spunterà in questo finale di campionato. Visto come stanno le cose adesso, i San Luigi, anche perché San Luigi ha fatto anche un po' di partite senza Carlevaris, e Carlevaris magari anche in un momento adesso di stagione bella, campi più belli, è un giocatore che sposta chiaramente gli equilibri in eccellenza, e quindi ti direi San Luigi, anche se io ancora a dicembre ti avevo detto che io credevo che Tamai e Codroipo potessero in qualche maniera rientrare per la forza e perché credo che Tamai sia una squadra comunque forte e strutturata. 4 punti però sono tanti a 4 alla fine e si vedrà le prossime partite, però chiaramente San Luigi parte con un vantaggio importante. Alla fine con lo scontro diretto, soprattutto al ritorno, fa tutta la differenza del mondo. Tema 1 allora, abbiamo detto De Agostini e Pocecco che si sfidano prima contro secondo, ma arriveremo anche al Muggia che è terzo. Più 4 a meno 4 dalla fine, l'eccellenza riaperta. Approfitto per dire che queste immagini alle mie spalle sono dalla pagina Facebook del San Luigi, queste bellissime foto di Matteo Milazzi, Matteo Nedoc, per quanto riguarda il nome d'arte che troviamo, dovevo già citarlo, hanno usato una bellissima immagine di Carlevaris, quindi lo ringrazio perché ogni tanto usiamo queste bellissime foto che troviamo sui campi. Noi ci concentriamo sulle immagini televisive, però ogni tanto avere una bella foto ci aiuta sicuramente. Quindi Matteo, ti ho rubato, mi manderai la fattura, questa bella immagine, no? Pocecco contro De Agostini. Allora, anche qua, giro di opinioni insomma su questo campionato riaperto, Barbieri. Sì, riaperto. Però come ha detto anche prima Ale, 4 punti sono 2 partite, cioè alla fine, perché è un vantaggio ancora secondo me gestibile. Buono, no? Può ancora pareggiarne una e vincere le altre 3, quindi ha quel punto in più rispetto ai 3 punti che secondo me alla lunga... Ha il vantaggio giusto, insomma. Sì, secondo me sì. E lo scontro diretto del ritorno ad aver fatto la differenza.
a questo punto, no? Siete d'accordo? Sante? Ma no, nel senso che è l'altalenanza di questo campionato che fa la differenza. Cioè il Tamai doveva essere matura per vincere secco questo campionato, io questo lo penso, l'ho detto anche a Stefano, ne abbiamo parlato a Fontana Fredda che ci siamo trovati. Penso che siamo d'accordo tutti su questo, sul Tamai che ci aspettavamo fosse qua in un'altra per maturità, perché era arrivato il suo momento, ovviamente può vincerlo perché ha 4 punti. No? Mentre San Luigi è una bella sorpresa perché l'anno scorso erano in profonda crisi e comunque con i loro giovani e questo Carlevalis che sposta ovviamente gli equilibri, sta meritando il campionato. Però è incredibile, Jimbo, tu che hai vissuto un po' di campionati, 10 sconfitte e siamo qua a dire che è ancora in corsa, no? Ma tu sai che già all'inizio della trasmissione dicevo che come tutti che il Tamai per me, per tradizione, per struttura, io l'ho sempre portata in avanti. Comunque ti dico, mi associo a tutti, ma dico una cosa sola, domenica è fondamentale perché dopo c'è la sosta, c'è San Luigi Chiarbola e Juventina Tamai. Lì è il giro di boa perché dopo mancano 3 partite, c'è la sosta, se qui uno dei due fa il passo falso, secondo me 4 punti sono gestibili, però è lì, è molto... È la domenica della verità. Secondo me questa domenica sì, perché dopo c'è la sosta, io dico sempre che dopo le soste non si sa mai cosa succede, al giocatore parlo, dopo... Sì, io vi aggiungo una riflessione, però prima vi faccio, abbiamo sentito il parere di Alessandro Moras, no? Che ha vinto l'eccellenza l'anno scorso, poi sentiamo Barbieri, quindi abbiamo gli ultimi proprio ad aver vinto questo campionato, chi meglio di loro ci può dare la lettura di questo ultimo scatto decisivo del campionato, però andiamo anche con il parere di Pittilino che ha fermato San Luigi la capolista, Pocecco e Petris che domenica sostituiva l'influenzato De Agostini, Tamai che ha vinto il derby col Fontana Fredda, escludendo il Fontana Fredda comunque per certe ambizioni, ecco, sentiamoli. Avete riaperto l'eccellenza? Vedendo il calendario, secondo me non credo, però adesso deve essere bravo San Luigi a vincere domenica e penso che insomma, quello sia lo scoglio verità. Tamai a -4, eccellenza riaperta? È sempre stata aperta l'eccellenza, io non ho mai detto che l'eccellenza era chiusa e non ho mai detto che noi vincevamo un campionato, non ho mai detto nulla di queste cose qua. Diciamo che sapevamo che era una domenica importante perché c'erano degli scontri diretti nella parte alta della classifica, noi dopo che abbiamo perso lo scontro diretto a San Luigi eravamo un po' demoralizzati perché abbiamo visto la nostra inseguitrice andarsene, però adesso a -4, a 4 dalla fine, la speranza c'è ancora, la matematica c'è ancora, quindi fino alla fine ci proveremo, certo. Io so che l'eccellenza sarà aperta fino all'ultima giornata, poi se noi saremo bravi o qualcun altro sarà più bravo di noi, tanto di cappello e tanti complimenti. Questo è un campionato tosto, difficile, che vive più di qualche partita vissuta su degli episodi. Oggi è stata una di quelle partite che è vissuta sugli episodi, certo che è tutto aperto, i giochi sono aperti, sicuramente questa partita qua per quanto riguarda me mi dà forza, è una sconfitta che mi dà forza, la sconfitta deve darci forza, sapere che l'obiettivo è ancora importante e ancora a portata di mano e sicuramente daremo battaglia fino all'ultimo secondo dell'ultima partita. Intanto Michele Ciriaco, il nuovo allenatore dell'Azzurra per queste ultime partite, è ufficializzato adesso, poi arriviamo al tema Azzurra, no? Dopo le dimissioni di Franti, quindi c'era questa soluzione interna, la soluzione interna è Ciriaco. Messaggio a Pocecco che voglio condividere con Tomei. In questo momento, Pocecco che ha la mia stima totale, secondo me in lizza assoluta tra i migliori della stagione, però se saranno bravi, secondo me in questo momento, mister, 4 punti devi dirlo che tu li gestisci, senza paura anche di dirlo, no? Cioè 4 punti una squadra deve gestirli, no? Cosa pensi? Io avrei dato un messaggio anche di incoraggiamento, di forza ai miei giocatori, probabilmente poi i giocatori conoscono sicuramente meglio di me Pocecco. Lo avrà dato, no? Però l'avrà dato, però
a questo punto qua devi dire noi il campionato lo vogliamo vincere, siamo arrivati fin là, non vogliamo più sbagliare, no, ma se vinciamo, vinciamo. Sono d'accordo con lui, non è mai stato chiuso il campionato di eccellenza. Quello sì. Mai stato chiuso, è sempre stato aperto, però a questo punto bisogna che qualcuno butti giù l'asso di briscola, cioè, il momento... Lo pensano ma non lo dicono. Ci sono momenti che è troppo presto per giocare l'asso, no? Ma adesso mi insegna mio suocero, la manica, voglio vincere, vogliamo vincere, punto, vogliamo vincere. No, comunque se altri arriveranno a livello di comunicazione non lo dico più, cioè se altri dovessero arrivare... Faccio una piccola, perché mi è capitato a Manzano, cioè quando tu vai a +4... Probabilmente lui aveva appena perso, il messaggio poteva essere piuttosto, no? Vado +4, mi slancio, vado a vincere. Lui è tornato a +4, magari c'è stato un attimo di... Però è chiaro che il messaggio deve essere deciso, se lì va a vincere. Sicuramente no? Sarà deciso all'interno, e non è che devi comunicarlo dicendo a noi magari certe cose, perché può passare anche come presunzione. Però è ovvio che in questo momento ci aspettiamo che la capolista Barbieri abbia la consapevolezza che i 4 punti si ritiene, la forza, che sia pronta. Non vorrei che facesse emergere magari questo essere arrivati un po' alla volta al primato e quindi che ci sia ancora un po' di paura. Andrea, come la vedi, mister? È un campionato talmente strano e talmente equilibrato che magari San Luigi forse non si aspettava neanche di essere lì a questo punto. E quindi può avere un po' di paura? Paura no, però sai, ti trovi... Io non vedo una squadra che dice vogliamo vincere, non c'è mai stata da agosto. E tu dici neanche adesso che siamo al momento adesso sì, però vedi che vediamo, non è mai stato chiuso. Quando sei a +7 devi chiuderlo, punto e basta, se vuoi vincere. Io penso così, è logico che dopo vai in campo, c'è l'avversario, le difficoltà, l'episodio, il rigore, il non rigore. Vediamo però devi gestire anche queste cose qua se vuoi vincere, se vuoi trasmettere che vuoi vincere. Sono d'accordo, ha detto Poccecco, è un campionato che vive di episodi. Questo è un episodio della stagione, lo rivediamo. Voglio un giro di opinioni su questo rigore per il Codroipo. De Mattia arriva un po' leggero, questo sì, lì Davide, non io da portiere, però devi andare deciso, ti devono al massimo buttare giù, dai, con la palla in mano, no? Lui si è fatto anticipare. Però rigore, cosa ne pensate? Lo danno. Si può dare? E la dinamica. Poi, se non erro, c'erano 2 rigori per il Codroipo non fischiati, ma era andato un po' a compensazione. Però la dinamica in velocità, secondo me, in partita, un arbitro lo fischia. Sì, lo fischia, Gerli. Non so, allora, rigore secondo me non c'è. Come dice Davide giusto, il portiere se è più sicuro, bravo anche l'attaccante a mettersi davanti, però dico il guardialine. Sì, adesso parliamo dell'arbitro che è dietro, perché l'arbitro è dietro al portiere. Però c'è il guardialine che, insomma... qualche volta alzano, qualche volta ti aiutano, qualche volta non ti aiutano, insomma. Però... Anche perché su quel campo lì il San Luigi se va via con un punto, punto d'oro. Cambia molto. Cambia. Come l'hai visto tu, mister, questo episodio? Ma sono d'accordo con Gerli, secondo me non è rigore. No, non è rigore, anche se la dinamica ti porta magari... Posso dire una cosa? Se San Luigi Codroipo, siamo nel RAS finale, c'è la capolista, io devo essere certo del rigore, no? Cioè non andrei a mettermi protagonista dell'episodio. Un rigore leggero. È un rigore leggero. Ok, chi manca? Abbiamo più no che sì sul rigore, Barbieri? Io parlerei prima dell'errore madornale che fa il difensore, col passaggio a Dio santo, una palla scoperta di lettura facile, la fai rimbalzare, sei in vantaggio, però gli batte ho capito, lo so, mister, lì deve andare prima sul pallone, deve andare attacchi la palla e finisce dopo l'episodio. Per me il portiere fa di tutto per
per evitarlo, per toglierlo, però nasce da un errore del singolo. Dai. È giusto dirlo, è giusto dirlo. Anche perché è in vantaggio lui, se parte subito, sta per anticipare Ruffo, poi si sposta e si abbassa. Gli batte sulle spalle, gli rimbalza davanti. Sì, ma prima del rimbalzo, è in anticipo lui, è in anticipo. Ormai vai, chiudila. Comunque siamo d'accordo che è un episodio importante della domenica, di questa ultima domenica di marzo. Sì, è vero. Noi abbiamo parlato di San Luigi Tamai, ormai è solo a far loro, no? Però insomma c'è anche il secondo posto, che magari il Muggia ci spera. Il Muggia intanto, parliamo di Paliaga, altro argomento che vi inserisco, il bomber dell'eccellenza, il capocannoniere di questa eccellenza, ce l'ha il Muggia, 15 gol. Occhio perché Paliaga è entrato quest'anno, ecco fate partire queste immagini, guardate, entra Maniago Vaillant, arrivava da un infortunio, va in gol, è arrivato a 15, è un giocatore che ha anche gol nel repertorio molto carini e quindi parliamo un attimo di questo attaccante e se mi dite Muggia per il secondo posto ci credete o meno? Dai, Tomei? Dell'attaccante posso solo parlare bene perché io l'ho visto giocare alcune volte prima dell'infortunio e mi aveva sempre fatto una buonissima impressione da centravanti puro. E per quanto riguarda il secondo posto... No, per me c'è anche il Muggia. Sì. C'è il Fontana Fredda, c'è il Muggia, c'è il Tamai, c'è il Codroipo. Vogliamo mettere qualche altra squadra anche per il secondo posto? No, perché il secondo posto non è da snobbare. Possiamo metterci anche il Fagagna che ha 4 punti, cioè ci mettiamo tutte dentro, facciamo ok, un minestrone per il secondo posto. Barbieri, questi 15 gol di Paliaga però Paliaga secondo me è un giocatore che può fare anche una categoria superiore con una gestione un po' diversa perché è un giocatore forte, è un po' incostante perché ha delle qualità secondo me importanti, può essere un Ciriello tranquillamente, però deve capire di fare lo switch e fare il calciatore un po' con la testa giusta. Ecco. Perché ha dei colpi. Ha tanti colpi, ha dei colpi, ne ha tanti. Attacca la profondità. E dopo il Muggia c'è lo scontro diretto a Tamai dopo la pausa. C'è Tamai Muggia. Bravo. Quindi là vedremo. C'ha ragione Andrea che può diventare come Ciriello perché attacca la profondità nello stesso modo. Deve inquadrarsi ovviamente, sta trovando la maturità. E ovviamente il Muggia è un bel gruppo, una squadra completa, lunga e non ha niente da perdere, può tranquillamente arrivare secondo. Io dico Gelli, se finisse così anche terzo, il Muggia è la sorpresa di questa eccellenza. Direi anche sì, perché nessuno si aspettava che il Muggia in partenza arrivasse fino a su rispetto a tante altre squadre di eccellenza, perché se vai a vedere qui c'è il mister, sono 3, 4, 5 punti, 2 punti. Quindi dico sempre, le ultime 4 partite secondo me, dopo la sosta qualcuno viene fuori ancora qualcosina. Secondo me comunque se vince il San Luigi il Tamai arriva secondo. Tu vedi comunque lì. Io vedo il Muggia lì, per l'amore di Dio, nulla togliere al Muggia. Sarebbe il terzo o secondo posto consecutivo. C'è un bello spareggio, dai, così almeno. Tamai San Luigi, un bello spareggio. No, non so, non c'è, per il primo posto c'è lo spareggio. Per il primo posto? Per il primo posto, sì, almeno ci divertiamo ancora un po'. Assolutamente, abbiamo parlato di un attaccante bravo, di qualità, che diventa capocannoniere dell'eccellenza, 15 in una stagione dove si è tornato un po' come ai vecchi tempi, quando nei campionati si segnava poco, no? Gli attaccanti facevano il capocannoniere con pochi gol, quindi ha valore sicuramente il numero di Paliaga. Però adesso omaggiamo un bomber che è stato uno davvero da numeri importanti. Bomber Nardi, re del gol in Friuli Venezia Giulia, tocca le 300 reti e allora questo servizio è per lui. Nardi va via di potenza, non c'è nessuno che lo tiene, nemmeno un capo. Come va via? Questo è un fenomeno, vede è un passo dal gol Nardi, che partita hai fatto Nardi! Dall'esplosione al San Daniele, quante partite, quanti gol per Marco Nardi, passando da 13°, Gemona,
dove forse ha vissuto la giornata da sogno per eccellenza con la tripletta, il Friuli e la Supercoppa vinta in uno stadio. Ripeto, ho solo l'immagine di 2000 persone che mi applaudono, il resto non mi ricordo niente, non so come l'ho fatto neanche. Un bel sogno? Sì, sì. Un bel sogno che sei. Poi il record nazionale di gol, ben 37 in un solo campionato a Fagagna, dove ha lasciato il cuore, un'esperienza sicuramente indimenticabile in rosso-nero. E adesso la chiusura di un percorso con il Deportivo Junior, un altro campionato vinto, e con la doppietta al tagliamento sono 300 gol in campionato che lo fanno diventare uno dei re dei bomber del calcio regionale. Insomma, vi chiedo un vostro pensiero su un record del genere, no? Un giocatore sicuramente che mettiamo nell'albo d'oro dei grandi attaccanti, no? Dei dilettanti, quindi vi chiedo un giro di pensieri. Jimbo Gerli. Ma guarda, c'è poco anche da dire, un attaccante che fa 300 gol, sì. Però è un amico, una brava persona, è di spogliatoio, io lo chiamavo un attaccante pazzo ai tempi, perché lui sia in campo che fuori è sempre, tra virgolette, in primis, e dopo soprattutto spero che fa e spero che faccia ancora tanti gol, che si impegni ancora, perché secondo me non finisce qua. Non finisce qua. Barlocco. Sì, un giocatore incredibile. Io i ricordi più belli dei gol di Nardi ce li ho proprio a Fagagna. È una delle punte più forti in assoluto, anche perché non è che sia facile segnare in prima categoria, quindi forte resta. Io mi ricordo che all'esordio in eccellenza, da secondo, abbiamo giocato contro il San Daniele, però io non conoscevo nessun tipo di giocatore e avevo visto questo e gli avevo detto: ma chi è sta furia qua? Fortissimo, fortissimo. Ermano Tomei, ne hai visti di grandi attaccanti, lo mettiamo. Io ho corso dietro fin sotto casa per portarlo con me, non c'è sta niente da fare, no? Per farti un esempio, perché, e poi io sono un vecchio nostalgico, cioè questi attaccanti qui non esistono più, non ci sono più, centravanti come lui, parliamo chiaramente nel nostro ambito, non esistono più, ma anche a livelli superiori, quegli attaccanti lì io non li vedo in giro, non li vedo più in giro. Barbieri? Sì, la settimana scorsa hai fatto vedere Moyesan, sì. Cioè rientrano in quella categoria di 5-6 giocatori che a livello regionale penso rimangano nella storia, quindi tanto di cappello. Ha qualche chilo in più adesso, però dai, però non pretendiamo troppo. No, anzi, grande, bravissimo. Devo dire, scelgo il Nardi di San Daniele io però, Sì, qui ha detto Fagagna, Davide, sì. Scelgo il Nardi di San Daniele, era una cosa clamorosa secondo me, io ho quel ricordo, insomma lo metto sempre nel clip di Marco, quella partita di Coppa con l'Union Ripa. Io guardate, ho commentato tante partite dilettanti e quella lì come prestazione di un singolo la metto tra le migliori che ho avuto il piacere di commentare, assolutamente. Record di gol, 300 Nardi, ma cambiamo argomento, 100 Rinaldi con la maglia della Sanvitese, altro bel giocatore, no? Rinaldi fa 100 la Sanvitese, 14 nel girone di ritorno, quindi metto un punto di domanda e vi chiedo sulla Sanvitese nel girone di ritorno, ma vediamo, insomma, questo gol, ecco, Rinaldi, Andrea, è un giocatore d'area di rigore, no? Che sa approfittare bene, tra l'altro ha fatto il suo 100° gol di fronte a tutto il settore giovanile della Sanvitese. Ho voluto soffermarmi anche su questo nella giornata biancorossa, perché questa è una bella immagine dell'ultima domenica di marzo, grazie alle riprese sempre puntuali di Nicola Venaruzzo. Andrea, parliamo di Rinaldi. Ma Rinaldi è un giocatore, come hai detto te, da ultimi 25 metri, un giocatore importante. La Sanvitese quest'anno lo ha avuto poco alla fine, quindi sia lui sia l'altro attaccante Pontoni, esatto, Vittore ha giocato 3 partite, cioè
E alla fine, se ti viene a mancare Rinaldi per 15-20 partite, hai un campionato buono, però che ti mancano quei 5-6 gol, quindi alla fine, anche perché la squadra è abbastanza giovane, quindi un Rinaldi ti dà anche a livello di esperienza qualcosa in più, come Vittore stesso, quindi alla fine secondo me è un buonissimo giocatore che però quest'anno ha avuto un po' di problemini. Beh, lì è diventato leader, ha trovato una sua dimensione. Chi vuole darmi chi vuole aggiungere qualcosa su Rinaldi? Dove lo vogliamo, come lo vogliamo collocare? Beh, intanto ho sposato la causa, no? È un bel po' di anni che lì. Difficile da marcare, perché un Inzaghino in aria scompare, poi lo vedi lì, un bel giocatore. L'avreste visto anche per un'eccellenza più alta? Guarda, so che ha avuto spesso delle richieste, forse anche Tamai, però lui è proprio sposato la causa. Beh, bello, ci piace. Domanda, i 14 punti della Sanvitese mettono un punto di domanda oppure no? Super andata, ma poi la Sanvitese non è riuscita come l'anno scorso a restare sorpresa fino in fondo? Cosa mi dite? Germi? Ma io la Sanvitese l'ho vista solo a Fagagna, ti dico la verità, e non mi è dispiaciuta per niente. È stata una bella partita. Comunque sia, però il ritorno è andata un po' in calo. Un'altra volta. Sì, quindi sì. tieni un punto di domanda? Sì, secondo me sì. Barlò. È una squadra che quando ho visto ha espresso un buon calcio, assolutamente. Secondo me le defezioni, specialmente nel girone di ritorno, fanno sì che i punti siano stati. Beh, ma ha recuperato un po' di gente però il girone di ritorno. Dopo alla fine l'ha recuperati. Dopo, sai, tra recuperarli e farli entrare in una condizione decente e rimetterli nel contesto, il processo è un po' lungo. Sante? Guarda, io ti dico sì, è vero, perché anche l'anno scorso nel girone di ritorno ha cannato un po', però penso che sia la squadra del futuro in eccellenza, perché ogni anno migliora un pochino, deve maturare, ha tanti giovani e tanti tipi di qualità. Quindi come giudichiamo il campionato della Sanvitese? Comunque bene o ci mettiamo il dubbio perché c'è il calo nel ritorno? Il mio motto massimo è che nel calcio 99 volte su 100 1 più 1 fa sempre 2. Mi spiego, il budget della Sanvitese non permette nient'altro di quello che stanno facendo. E questa è la verità. La Sanvitese è una delle squadre che ha il budget più basso in assoluto in eccellenza. Quindi, una squadra piena di giovani, senza Pontoni e senza Rinaldi per metà campionato, cosa vogliamo di più? Cioè, cosa sta facendo il settore giovanile che è il fiore all'occhiello, una società giovane. Cioè, io posso parlare solo bene della Sanvitese. Ok, Barbieri, neanche un dubbio, qualcosina in più rispetto all'anno scorso nel ritorno oppure no? No. Io metto solo il dubbio. No, secondo me ha fatto un ottimo campionato, secondo me. Ok. Ripeto, è una squadra molto giovane, con tanti giocatori del vivaio. Ma anche un allenatore che ha una bella idea di calcio. A me piace, a me piace parlare di calcio con lui. E mi piace la Sanvitese, però 3-4 punti in più, ok, però diciamo che siamo lì, insomma. Siamo giusti. Beh, il calo nel ritorno, abbiamo detto 14 punti, c'è un'altra squadra invece che nel ritorno ha cambiato completamente ritmo, è la Pro Gorizia. La Pro Gorizia, 9 punti nel ritorno e una sola vittoria. Se non ci fosse la crisi azzurra, che è incredibile, adesso forse faremmo altre valutazioni anche per la corsa a salvezza. Comunque ci fermiamo un attimo, dopo la pubblicità, altri temi, la Pro Gorizia, cos'è successo nel ritorno, come valutiamo questo momento? Parliamo dell'Azzurra, dimissioni Franti, abbiamo annunciato al suo posto va Ciriaco, la vittoria della Cordenonese a Bottecchia, le nostre nomination, le storie dei dilettanti, stasera vi porto addirittura a vedere una partita con Real Madrid, quindi secondo tempo di terzo tempo bellissimo, fra poco. Continuiamo con i temi principali dell'ultima domenica di marzo, sono stati tanti e adesso siamo nel momento centrale, arriviamo un po' al tema che ha contraddistinto il fine settimana, no? Però prima volevo chiedervi con grande onestà come si giudica a questo punto il campionato della Pro Gorizia, come si giudica anche l'allenatore, perché
insomma, in altre situazioni abbiamo messo in discussione gli allenatori per molto meno. 9 punti e una sola vittoria in un percorso che insomma, Sandrini è da un po' che lì, va bene che hanno cambiato squadra, però insomma, non so se basta per giustificare un ritorno così brutto, quindi vi chiedo la vostra, cioè bastano tutte le attenuanti che possono essere per giustificare questo ritorno della Pro Gorizia? Cosa ne pensate insomma, di questo trend? Tomè? Tecnicamente lo definirei quasi impossibile, nel senso che 7 vittorie di fila, poi buio pesto, perché bisogna dire le cose come stanno, certo. Perché dopo le 7 vittorie è buio pesto, quindi se non ci fosse stato tecnicamente parlando quel periodo lì, la Pro Gorizia sarebbe retrocessa. Sì, cioè sta in piedi per l'exploit, merito suo. Ma questo è inspiegabile, come è stato possibile un exploit del genere per poi ripiombare di nuovo, cioè questo è da domanda da chiedersi. Qualche problemino di formazione sicuramente, no? Sì, però 7 vittorie, faccio 2 pareggi, una sconfitta, 2 vittorie, un pareggio, non quello che sta succedendo adesso. Barbieri, ti sei fatto un'idea da lontano? Sinceramente no, secondo me la rosa non è una rosa sicuramente da primi posti, quello è questo scontato. l'abbiamo detto, no? La piazza però, non so, a livello societario non conosco, so che mi sembra si allenino lì sul campo, cioè c'è un po' di una situazione un po' così che magari non è facile. Che non porta però risultati. Sono partiti male, poi hanno fatto questo exploit di 7 vittorie, poi sono ripiombati in crisi, quindi vuol dire che secondo me anche a livello societario magari qualche problemino c'è. Perché, no, ma anche perché stiamo parlando di una piazza importante, no? Sei arrivata fino lì, le finali di Coppa, il percorso di crescita. Adesso, quest'anno, la Pro Gorizia decide un po' di ripartire, no? Cambiando elementi. Però, anche se riparti, un girone di ritorno così ti dovrebbe dire che non sei assolutamente sulla strada giusta, no? No. Gimbo. Anch'io do ragione ai due mister, perché una Pro Gorizia, vederla in quella classifica lì è molto difficile. C'è da dire tutte le attenuanti che si vuole, 3-4 giocatori sono della Juventina, hanno riformato un po' anche loro la squadra, però i risultati non ci sono stati. Cioè non basta l'exploit, insomma, no? No, devi avere un po' più di continuità, secondo me. Ma parliamo di Gorizia anche, sì. Ma è un po' a Gorizia anche, si è un po' arenato nel suo percorso da allenatore Sandrini, nel senso che era arrivato a punti importanti. Gorizia non è riuscito, secondo me, ancora a dare un'impronta ben chiara di dove possa arrivare. Non dico di qualità, sappiamo chi è Gigi, insomma, però che storia sta scrivendo Gorizia? Sì, che adesso mi sembra che abbia anche 4 partite importanti, le ultime 4, sì, che le ha difficili. Appunto, la salvezza è lì alla portata, no? Perché deve 38 fare 2 o 3 punti, pareggini, se no è un problema. Se sei d'accordo, Davide, che c'è un grande punto di domanda ed è un percorso che pone dei dubbi. Sì. Discuteresti l'allenatore, dai, fuori dai... Sì, lo discuterei, ma soprattutto sulle scelte di inizio campionato, partirei da lì, nel senso che un allenatore è una piazza così importante, la squadra, a mio parere, doveva essere attrezzata in maniera diversa. Questa è una grande verità. Dopo, a dirvi il vero, a me aveva sorpreso in positivo queste 7 vittorie consecutive, perché per me la rosa resta una rosa da medio-bassa classifica. Medio-bassa classifica, però non può essere 7 vittorie da una parte, certo, che ti illudi, e questo dato qua. Certo. Questo dato qua è un dato che Gorizia non può avere. Ma rientriamo nel contesto del campionato, che è un campionato che fa così. Che va così. Quindi tu giustifichi questo dato, mister? Non è che lo giustifico, però quant'è? 20, mancano 4 partite e ogni volta c'è la sconfitta strana, la vittoria. Cioè è un campionato particolare che penso che non tornerà medio, basso, ma non di qualità, di punti proprio, perché è una squadra che, come detto prima, il Tamai perde 10 partite ancora si sta giocando, e le 9 punti del giorno di ritorno sono salvi, cioè è un campionato strano, dove poi può succedere questo. Solo una battuta su questa Pro Gorizia, tu l'hai vista un po' di volte? Allora, parto dall'anno scorso perché ero lì e quindi li ho vissuti. Io non capisco questo progetto.
Perché l'anno scorso è una squadra fuori per fuori, con super giocatori, super budget, sono venuti a prendere giocatori da noi alla Juventina, i più bravi, eccetera, eccetera. E quest'anno li hanno consegnati alla Juventina, perché 6 di loro sono andati alla Juventina. Sì, 6. Però quello è un cambio. Per costruire cosa? Ci sta di cambiare i giocatori e ripartire. Per costruire cosa? Che ha mandato via il blocco di Gorizia. Però se non ti trovi più, se qualcosa salta... Allora io non lo capisco, perché sono andati lì l'anno scorso per stravincere, per fare, e quest'anno quasi per retrocedere. Dov'è il progetto? No, io invece, quello lo posso capire, invece Sante, io però devo capire poi a che punto del progetto, perché da questa stagione è una stagione dove stai costruendo, secondo me no. Sarà la prossima, semmai. Se voglio costruire, faccio una squadra più giovane, più costruita con un'identità diversa. No, quello, ma anche quello che hanno fatto mi sembra un rincorrere un qualcosa di strano, tutto qua. E io mi pongo che il dubbio, anche tu allenatore, tu eri quello che va in una piazza importante che è costruita per fare benissimo, no? L'anno dopo per ricostruire e hai questi dati qua, e quello dopo o te ne vai perché non è andato qualcosa o da dove riparti. Tomè, ci sta, no? Cioè, io vorrei capire che futuro anche per Sandrina Gorizia, no? dopo un campionato così. Ma io conoscendo un po' anche Sandrin, secondo me è uno di quei allenatori che è uno che pretende comunque, cioè pretende dai giocatori, pretende dalla società, pretende dall'ambiente, è un allenatore che vuole fare bene, cioè non vuole vivacchiare in una posizione di classifica, ma quello lì io ho già detto, è inspiegabile. Un dato inspiegabile. Va bene, uno dei temi insomma di questa giornata, no? Questo dato, però poi la copertina, la prima pagina, la notizia sono state le dimissioni di Franti. Andiamo con questo servizio velocissimo per entrare in argomento. Franti si dimette e non è più l'allenatore dell'Azzurra, subentrato a campo per un progetto pluriennale. L'ex allenatore della Pro Gorizia ha fallito a Premariacco, progetto naufragato dopo aver anche influito pesantemente sul mercato, non è riuscito a far svoltare l'Azzurra, anzi la squadra del presidente Minen è crollata, terzultima in classifica, solo 14 punti realizzati in 19 giornate dall'allenatore che getta la spugna e caccia al mister che potrà traghettare per le ultime 4 partite l'Azzurra Premariacco, una salvezza che sembrava alla portata e che adesso invece è diventata una missione quasi impossibile. La squadra non gira più, non sa vincere. Dopo la terza sconfitta consecutiva con la Juventina, Franti dice addio e non cambia idea. Zeno Minen, il presidente, accetta a malincuore le dimissioni e adesso prova a trovare la soluzione per salvare la sua squadra. E allora, adesso abbiamo avuto la notizia dell'ufficialità, Ciriaco è la soluzione, la caccia all'allenatore si conclude così. Cosa pensate delle dimissioni di Franti? Poi noi qua abbiamo un progetto fallito, perché abbiamo titolato, no? Perché l'Azzurra aveva chiamato Franti per un progetto, per costruire, quindi è un progetto che non ha assolutamente funzionato, e anche l'allenatore, che è uno degli allenatori quotati, ne esce molto ridimensionato, credo, da questa avventura, ma non è, anche se qua è lui in apertura, in prima pagina, ma non è l'unico responsabile. Quindi andiamo ad analizzare anche secondo voi dove andare a ricercare queste colpe. Però intanto, cosa pensate delle dimissioni? Il cattivo chiaramente ti giri sempre verso di me, no? No, perché tu avevi detto una cosa, mi giro. Tu avevi detto in trasmissione che ti aspettavi delle mosse da Franti, di prendersi le responsabilità, e lo ha fatto. Così, allora, con le dimissioni io dico il mio pensiero, che può essere condiviso, no? Chiaramente. Secondo me ha scaricato tutte le responsabilità addosso ai giocatori, alla società, e lui se ne è lavato le mani come Ponzio Pilato. Secondo me io personalmente non l'avrei fatto. Ok, assolutamente. Tu non sei... No, assolutamente no. Lo potevi fare
la domenica scorsa, 2 domeniche fa, quando hai fatto l'intervista dicendo che c'era qualcosa che non andava in società. Potevi dire benissimo, no, qua forse è meglio che io mi faccio la parte, e faceva sicuramente uscire meglio, così per quanto mi riguarda non ne esce bene. Chi è d'accordo con me? Gerli. Lui ha dato l'opinione forte, dai, giriamo e vediamo cosa pensa. Il mister ha detto una cosa giusta, che forse le dimissioni doveva darle prima, però partiamo anche da prima ancora, dalla prima decisione di mandare via il Campo, no? Che aveva fatto 5-6 bei risultati. Sta lì l'errore. Se noi partiamo da quell'errore lì, partiamo anche, sai, essendo in zona ne senti tante, partiamo anche da Franti, dal mister che è andato lì, io ti ho detto a suo tempo, o tu entri nella sua testa, perché lui nella testa dei giocatori molto difficile che entri. L'ho detto nel servizio, una delle mosse che fa è come entra nel mercato, entra in maniera abbastanza importante, con le sue convinzioni, insomma, le cose. Lui ha fatto delle scelte, ha fatto delle scelte che oggi si rivelano sbagliate. Sai, io ti ho detto anche l'altra volta, 3-4 giocatori mandati via, Gigi in primis, che forse lì poteva stare ancora bene, Di Blasi. No, sì, certo, non è un giocatore. No, dico, ma 3-4 li hanno mandati via. Però dico, se tu fai un approccio del genere, è una squadra, tra virgolette, costruita per far meglio di quello che hanno fatto, io, come si diceva prima, io vado intanto a parlare con... Intanto traghetto in questa stagione, poi magari, io sono d'accordo con te, però tu puoi fare i cambi, entrare in maniera pesante perché credi che non sia quella la strada, ma li devi fare un po' alla volta. Questa azzurra qua, in questa stagione, aveva tutto ancora da dimostrare. Secondo me è stata una mossa che è andata un po' oltre e è tornata indietro contro. Barlocco. Io invece dico che le colpe maggiori di una cosa del genere è data dalla società, perché non dimentichiamoci che è stato il primo allenatore esonerato quest'anno in eccellenza, e quindi tu mi dici che progetto potesse avere l'Azzurra in questo caso se cambia l'allenatore, che oltretutto non stava facendo malissimo, anzi stava facendo... Sì, però scusami, Franti, che è uno dei mister più esperti della categoria, se va lì per un progetto, va lì per un progetto, saprà dove va. È questo il progetto. Avrà fatto un errore di valutazione totale stavolta. Ma no? di base c'è un errore di una società che non ha le idee chiare, perché se una società ha le idee chiare aiutala a farle diventare, ma non esonera, vuol dire che sei partito con le idee non chiare, tu società, se no non cambi l'allenatore alla 7ª di campionato. Tra l'altro un casino sto cambio, perché Franti è uscito con la sua peggior stagione possibile, Campo non sta facendo per niente bene, ha perso con Ronchi, Trieste, Victory domenica in promozione B. Tu, Sante Bernardo, invece... Io dico che non mi sarei dimesso perché ho inciso sul mercato e quindi sto lì con loro a lottare di riparazione fino alla fine. Di riparazione. Sì, però è una scelta, no? Sì. Barbieri, questa azzurra l'hai vista? L'ho vista 15 giorni fa a Fontana Fredda. Poi sai, quando le cose non girano si innesca anche tutto un meccanismo che ti gira tutto un po' contrario, perché nelle ultime 2 gare a Fontana Fredda un infortunio del portiere, cambiano portiere, dopo 30 secondi un altro infortunio dell'altro portiere, prendono gol. Si innesca tutta una situazione che sicuramente diventa negativa. Io dal mio punto di vista proprio li ho visti dal vivo e secondo me è una squadra che non ha gamba, che va piano e quindi va in difficoltà perché è una squadra compassata, ecco, passami il termine. E questo è molto pericoloso. Ti ritrovi con questa difficoltà, con un allenatore dei più importanti in categoria che se ne va e ti affidi a Ciriaco, che era nello staff ma non ha mai allenato. Secondo me la dichiarazione di Zenominen è: vada tranquillo, tanto non sarà mai colpa sua. Certo, ma lo scenario è uno scenario difficilmente rimediabile. Io non so su cosa si possa aggrappare l'Azzurra in questo momento. No, sull'orgoglio dei giocatori. Solo sui giocatori. I giocatori ne hanno comunque. Che comunque sia, Ciriaco è, tra virgolette, la persona adesso più adeguata. Piuttosto di prendere un allenatore che vada lì, non conosce neanche i giocatori, lui è già lì, ha giocato lì, li conosce, dopo sai, dopo sono tutti bravi. Però prendere un allenatore che non conosce i caratteri, subentra, c'è la sosta, sì, uno dice c'è la sosta, puoi lavorare, ma lavorare nella sosta
non è come avere la gara in corpo e ma tutto. devi no? trovare anche l'allenatore che è disposto ad andare in una situazione Per quattro partite. non è facile, assolutamente. Però secondo me hai i giocatori per tirarsi fuori. Sì, ha 4 partite difficili comunque, perché va a Mugia, al Kras in casa e va a Casarsa, scontro diretto, e dopo l'ultimo al Fagani in casa. Beh, oggi se andiamo a vedere gli ultimi risultati è la candidata numero 1 a retrocedere. Assolutamente, Cioè, assolutamente. Mi pare evidente. Al di là del Maniaco Vaionte che è già andato, prima dicevo il dato della Provorizia nel servizio, insomma ricordo il dato peggiore resta quello del Maniaco Vaionte, che appunto è già retrocesso. Lo chiedo a Mister Tomei non perché è il più cattivo, ma perché è il più esperto, e hai smesso però per ora di allenare. Non so se poi tornare. No, ho smesso. Quindi mi puoi dare un'idea? Tutti gli altri potrebbero avere altri obiettivi. No, nel percorso di un allenatore, una stagione così, quanto influisce? Perché io penso che Frante a Codroipo quarto, Gorizia finale di Coppe, doveva piazzarsi in eccellenza in alto, con un occhio anche più su se si poteva. Fa un passo indietro con un passaggio. Le dimissioni, secondo il mio punto di vista, macchiano un po' quello che è stato l'escursus sulla carriera di Franti fino ad oggi. Queste dimissioni macchiano un po', diciamo così, anche il nome che si era un po' creato Franti, no? Di allenatore da vertice, di allenatori di squadre importanti, e l'anno scorso, adesso noi stiamo parlando male, però l'anno scorso ha dimostrato comunque di essere un allenatore quadrato, perché ha portato il Codroipo al 4º posto, quindi valutiamo per quello che sta succedendo oggi, però secondo me le dimissioni non andavano date. Ok, se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, altrimenti ritengo l'argomento chiuso e aspettiamo il campo cosa dirà da qui alla fine di questo campionato. La crisi dell'Azzurra è una crisi importante. Vado con l'ultimo argomento perché abbiamo parlato di cose che non vanno, di allenatori in difficoltà. Non è andata per una stagione intera. Scusa Massimo, solo una cosa, un appunto solo, non abbiamo quasi mai parlato della Juventina. Io non ho niente con la Juventina, no? Però secondo me sta facendo un campionato di buon livello, ha fatto mercato a dicembre, però la Juventina è una squadra che sta sorprendendo oggi. È una squadra che sorprende, insomma. Non sono tutti d'accordo. Io appunto volevo sapere, siccome il mister la conosce meglio di me, però secondo me, dal mio punto di vista, ha saputo far mercato a dicembre, secondo il mio punto di vista, perché ha preso giocatori. Bonira non è l'ultimo arrivato, per fare un nome, e quindi secondo me è una squadra. Una parola bisogna spenderla per quello che sta facendo. Allora, se vuoi intervenire, Santi, prenotati pure, se no dico io cosa penso. Io penso che tanto se fa una vittoria che la mette al sicuro, eccetera. Sulla qualità della rosa, secondo me era da campionato anche un po' più alto. Secondo me il problema era la rosa corta per un campionato troppo lungo. Come questo, si è ritrovato una rosa troppo corta per poter magari fare quel passino in più, però secondo me la rosa juventina poteva avere già i 40 punti, questa è la mia idea. Io vedo tanto più forte quello dell'Azzurra, No, era squadra, inizio campionato io sono d'accordo con te, era una squadra che metteva, non ti dico di vertice, ma subito dietro. Io una delle squadre che dico sempre per me è il Monfalcone. Per me si è parlato poco del Monfalcone che poteva essere ancora più protagonista, poi si è detto il primo anno comunque non promossa deve ripartire tutto, ma io piuttosto mi focalizzerei sul Monfalcone. Barbieri? Sì, il Monfalcone è una squadra con un allenatore esperto che conosce bene la categoria. Ho sentito 2 o 3 interviste, ha sempre detto noi siamo neopromossa, con 2 o 3 innesti e basta, però partivano da una promozione con una squadra forte secondo me, quindi. Però ti ripeto, è un campionato talmente strano perché possiamo stare qua 10 giorni e ogni squadra ha gli alti e bassi li ha avuti. Vuoi rispondere veloce per chiudere o no? Sulla Juventina? Sì. Sante, dimmi della Juventina. Visto che ti ha tirato in causa. Sì. Allora, io penso che la Juventina abbia preso 3/4 della Pro Gorizia, che è arrivata seconda l'anno prima. A livello di qualitativo doveva fare più punti, ma li farà adesso. Però poi non ci sono le condizioni per poter lavorare per fare tutti questi punti, quindi secondo me è in linea. Dicevo, una delle squadre che è stata un non va per tutta la stagione si ritrova adesso
a prendersi la copertina. La Cordenonese da ultima a prima, perché titoliamo così, perché la squadra di Cesco, che è stata battuta da tutte, ha battuto l'unica squadra imbattibile che non aveva mai perso, e comunque si è andata a prendere una soddisfazione in un campionato così difficile, nel giorno in cui stiamo vedendo le immagini che certo il Pordenone festeggiava le 100 di Criaco, una formazione ovviamente non hanno giocato un po' tutti, era festa al Bottecchia e ha esultato la Cordenonese, poi nella ripresa 2 traverse anche nel Pordenone. Però mi lasciate tirar fuori, mi lasciate dire insomma che non è facile trovarsi a vivere stagioni così e riuscire a prendersi una soddisfazione in stagioni così. Un pensiero lo chiedo a tutti, perché poi insomma c'è anche il tema di chi dice ma il Pordenone però insomma, che perde con la Cordenonese, è un po' strano, anche insomma, non cambia niente per la classifica, però un pensiero lo chiedo a tutti su questo, che è stata secondo me una bella cosa comunque in un campionato dominato dai neroverdi. Gerli, via, veloci, un pensiero tuo? Io sono contento perché hanno fatto la loro partita, si sono impegnati, hanno vinto, possiamo dire quello che si vuole, hanno fatto festa, non fatto festa. Se io ero il giocatore del Pordenone mi sarebbe un po' scocciata, ti dico la verità. Avrei fatto un pareggio. Perché c'era il record anche. Sì, perché devi andare avanti, però... Barlocco? Sì, sono quelle cose che nel calcio fai fatica a spiegare, ma d'altronde fanno parte del gioco. Dai, diciamo che sì, in un anno di sofferenza non si è tolto un momento di gioia alla Cordenonese, insomma, dai. Bello. Non la esaltate tanto, insomma, dite... Beh, ha battuto il Pordenone il 13°, la Cordenonese. Appunto. Sì, ha battuto prima e seconda, prima e seconda, quindi... Voi bravi, voglio dire. Ma dai, tanto di cappello, tanto di cappello. Si danno un segnale anche per poi la prossima stagione. Anche se poi la partita del Pordenone non determinava nulla a livello di classifica, però ha fatto incazzare qualcuno. Cioè, chi? Qualcuno si è incazzato sicuramente. E se non cambia niente a livello di classifica? Scoccia a perdere. No, qualcuno esterno qualcuno, anche qualche tifoso si è arrabbiato, voglio dire, cioè, mettiamola così, anche qualche tifoso si è arrabbiato perché magari pensava di vincere, stravincere con la Cordenonese, no? Visto che la domenica prima hanno vinto 3-0 a Torre, quando bastava il pareggio per... Ah, ok. Quello è il tema. Però adesso io dico la verità, per me il campionato del Pordenone, attenzione, è una cosa forte, per me il campionato del Pordenone comincia adesso, perché incontra 3 squadre che stanno lottando per salvarsi, e salvarsi in quel campionato lì è come vincerlo quest'anno, e incontra il 13° che sta lottando per il secondo posto insieme alla Buiese. Quindi però voglio dire, appunto, forse il momento in cui essere un po' più rilassato è proprio con la Cordenonese. Sì, no, ma io ho capito prima. cosa vuoi dire, no? Che tu dici a Torre il giorno che bastava al pari sei perfetto, la settimana dopo ti rilassi, però no, ma niente, infatti ho detto che a livello di partita non incideva nulla in classifica, era solo il record del Pordenone, solo quello contava. Barbieri, insomma, Cesco comunque si è ritrovato a dover fare un lavoro, anche quelli sono lavori, noi parliamo sempre di chi vince, è un lavoro anche quello, no? Sicuramente, trovi 2 squadre che la testa è libera per motivi completamente diversi, e quindi motivazioni non ce n'è né da una parte né dall'altra. La Cordenonese logicamente la motivazione ce l'aveva, andava a giocare in casa della prima, sei confinante, vai a giocarti la partita sereno, non hai niente da perdere, e ti togli questa soddisfazione. Ti togli la soddisfazione, però bisogna anche capire il Pordenone che alla fine avrà fatto, a livello mentale ha scaricato completamente, ci sta, fa parte di quelle cose che non è giusto, ok, non è giusto, ma è così, perché mentalmente poi arrivi martedì, calcio tennis, comunque io volevo sottolineare i valori, ma la testa fa tutto. Comunque volevo sottolineare anche questa curiosità dell'ultima domenica di marzo. Chiudo perché adesso dobbiamo andare velocissimi con le nomination, abbiamo parlato di tante cose, di cose che funzionano, di cose che non funzionano, però nelle mie rubriche, le nomination dei dilettanti, parto con il non va legato proprio alla giornata di campionato, abbiamo scelto questo. La gran botta! Non va.
Che brutto ritorno quello del Corno, solo 11 punti nelle ultime 5 partite, ben 13 i gol subiti. Se non ci fosse la finale di Coppa, parleremmo forse di una stagione che è diventata deludente? La finale di Coppa va a togliere questo dubbio, Gerli? Devono mettersi un momentino in riga, mi sembra, perché sai, 4 partite perse, 13 gol subiti, non è facilissimo. La testa, una squadra che oltretutto io l'ho vista 2 o 3 volte, per prendere gol ce ne vuole, sì. Però adesso deve mettersi in riga perché domenica alla Cornunese e non è messa neanche bene il Corno, mi sembra, no? 37 punti. Però insomma, deve vincere e dopo deve pensare già alla Coppa. Però così bisogna mettersi un momentino in riga, secondo me. E la Coppa, no? Certo, che porta via energia. Comunque sono d'accordo con lui, adesso è un momento dove effettivamente devono ricominciare a... Se non ci fosse la Coppa sarebbe deludente? Sì, assolutamente. Sì. Okay. Un girone di andata come aveva fatto. Va bene, vado con le nomination. Il gioco è sempre quello, se avete delle proposte alternative sarei curioso di sentirle, o altrimenti andiamo a confermare le nostre scelte. Andiamo con i migliori, restiamo in promozione, andiamo con il giocatore. Vittoria fondamentale a Gemona nello scontro diretto per la Maranese. Servivano le giocate di Baccinello in questa stagione che si era visto troppo poco. Ed eccolo qua, siglare una doppietta che potrebbe far svoltare la stagione per questo finale di campionato. Ci mette il timbro di testa e con il destro e la Maranese vince 2-1 una gara vitale. Allora, chiedo se volete aggiungere qualcosa alla nomination o fare un nome alternativo. Vedi? No, parti mia. No, uguale io. Abbiamo parlato prima di Nardi, quindi... Nardi ovviamente è già entrato. È già entrato. È entrato, sì, Nardi, è già entrato. Beh, se è entrato allora mi associo. Uniamo, no? Insomma, per Marano una vittoria fondamentale. Vado, se non ci sono... altre proposte? Io nominerei anche, però, anche se si conosce, per l'amore di Dio nessuno dice niente, Cabina, perché dalla sconfitta di San Daniele ha fatto una doppietta di nuovo domenica. Sì. C'è un caso col Pravis di una situazione, ci hanno inviato ma non siamo riusciti a elaborarlo perché ci è arrivato in serata, di un episodio un po' sfavorevole per il Pravis su una situazione in cui poteva essere gestita meglio. Sapevo, però comunque sia, ti porto via ancora un minuto, un ragazzo del Martignacco, un certo, adesso ho perso il Giacomo, il numero 9 comunque, che l'ho visto domenica con Suignaco, un 2005, molto molto bravo. Lo recupero il nome subito, vado a vedere la lista. Intanto andiamo con il miglior allenatore. Vi porto, stasera abbiamo parlato tanto ovviamente, come spesso accade, no? Nelle eccellenze, ma vi porto in tutte le categorie perché l'ultimo fine settimana abbiamo coperto ogni categoria con una partita, terza, seconda, prima, fino sulla Serie D. Quindi vi porto anche in seconda e in terza con le nomination. Vi porto in seconda con il miglior allenatore. Settima vittoria consecutiva, 0 le sconfitte in campionato e adesso più 8 in classifica. Il Costalunga continua a vincere, il San Giovanni no, attende solo la matematica. La squadra di Mister Gratton. Non è solo Mujesan a fare la differenza, ma anche il lavoro da 2 anni a questa parte dell'allenatore cresciuto a San Giovanni e proprio a dispetto della sua squadra sta per vincere questa seconda categoria e riportare in alto il Costalunga. Le nomination di marzo, ben 5, siamo alle ultime, dicevi Lavia, il numero 9 del 2005, Martignacco, sia un buon giocatore, l'abbiamo visto, Martignacco insomma che deve andare ancora a prendersi questa salvezza, che ne abbiamo parlato prima con la Maranese che ha fatto l'exploit. C'è qualche allenatore che volevate nominarmi?
Ma parli di che categoria? Dall'eccellenza fino alla terza, se avevate qualche curiosità, se no vado avanti e resto in seconda, quindi passa Gratton che sta facendo davvero un buon lavoro con questo Costalunga, resto in seconda categoria, vi propongo questo servizio un po' ampio per parlarvi della seconda categoria girone B, dove dopo la sosta arriverà la sfida decisiva tra Fulgor e Grigioneri, ma prima i Grigioneri hanno dovuto superare l'ostacolo Treppo, che sta facendo un buon campionato. Vediamo. Il Treppo ha raggiunto il terzo posto in seconda categoria girone B e incontra in casa in anticipo i Grigioneri per provare a scalare ulteriormente la classifica in un campionato che è diventato sorprendente per i ragazzi del presidente De Marchi e Capitan Bianchetti. Abbiamo avuto un giorno d'andata spettacolare. Facciamo un'annata superlativa, loro hanno dimostrato di essere costruiti per fare il salto di categoria. Grigioneri costruiti per stare in alto e che non possono fare sconti al grande ex di giornata, mister Fabio Martignoni. È emozionante perché comunque contrario insomma tutte le amicizie, che comunque io ero lì 3 anni e quindi giustamente ci tenevo a fare una buona gara. Non riescono però a concludere i ragazzi di Martignoni, anche se riescono a tenere almeno nella prima parte di gara l'equilibrio. Gressani ci prova, Tion mette in angolo, dà indicazioni Martignoni ai suoi per cercare di fermare le giocate dei Grigioneri. Attento anche il presidente in panchina, la qualità di Giacomini e Calligaris si vede in questo frangente di gioco, anche se l'azione non porta a nulla. Chiede di più mister Pattui e i suoi, vuole concentrazione ma anche determinazione, ci provano su punizione, poi male Moscone con il destro. Bella la conclusione di Bianchetti invece. Gavazza è attento, il buco difensivo del Treppo non ne approfitta con il pallonetto Giacomini, è il preludio al gol perché va via sulla sinistra Moscone, la difesa del Treppo grande non riesce ad arginare e arriva il bellissimo triangolo tra Calligaris e Gabriele Pentima, il tocco sotto col sinistro vale l'1-0 dei Grigioneri che sbloccano così la partita. Nella ripresa Moscone mette al centro subito l'occasione per il 2-0 ma spreca incredibilmente Calligaris e poi ci mette lo zampino Tion miracoloso sul tacco di Fasano dopo la conclusione di Pentima. Parata da rivedere, reattivo Tion, ma non può nulla poi quando di testa Gressani fa la sponda per Giacomini, è suo il gol del 2-0 che chiude di fatto la partita. Vittoria importante in chiave playoff perché i Grigioneri allungano proprio sul Treppo che rischia ancora poco dopo ma allontana la minaccia. Masolini festeggia la squadra di Pattui che dopo la sosta fra 2 giornate troverà la Fulgor, scontro decisivo e che ad esempio il Treppo ha già fermato sul suo campo 0-0, che sia un segnale per Candon e i dirigenti della Fulgor che hanno visionato la gara con grande curiosità? Ho visto meglio la Fulgor quella volta perché oggi sono convinto che i miei ragazzi sono entrati in campo con un po' di paura. Per andare in prima categoria sì, creando giovani, creando un gruppo, io sono convinto che creando un bel gruppo si possono fare anche miracoli anche per una società piccola come la nostra. Arriviamo bene a questo scontro diretto dopo la pausa della Pasqua e speriamo insomma, di continuare il campionato che stiamo facendo. Insomma. Partita fondamentale oggi anche per scavare il solco dei 7 punti per i playoff perché comunque non sappiamo come andrà a finire da qua alla fine del campionato. Torneremo a parlare di questo campionato fra 2 giornate ancora di più perché quella sfida vale tantissimo, no? Vale una stagione. Eh sì, perché si decide di Fulgor Grigioneri, come la vedi tu? Ma guarda, li ho visti in andata, io Grigioneri Fulgor, una partita da 0-0, non una bellissima partita. Comunque intanto bisogna fare i complimenti a buon Martignoni perché arrivare terzo, adesso è già bene.
però la Fulgor e i Grigioneri sono costruite per... Siano tanti elementi di categoria superiore. I Grigioneri ha preso 2 o 3 giocatori dell'oltre, la difesa l'ha tutta rifatta. La Fulgor ha già una squadra competitiva, ha messo vicino anche lei qualcosina, però sono 2 squadre per la seconda importante. Si decide tutto lì, abbiamo sentito Bing, il direttore sportivo e poi il mister. Sì, sono Andrea Giacombini, come hai detto già te. Quindi giocano a Godia, quindi una bella partita. Una bella partita. Sì. Dopo Pasqua abbiamo parlato anche di seconda, per la nomination della miglior squadra vi porto in terza. Terza categoria Girone A, 14ª vittoria consecutiva per il Montereale, vinto lo scontro diretto con il Cavolano 1-0, il gol di Bomber Pierro, 19° centro, più 6 in classifica e con una partita in meno, campionato archiviato. Insomma, giornata da incorniciare a fine marzo. Il Montereale scappa e prenota la promozione. Bravi, sarà il nostro speciale anche domani, Cavolano Montereale, la conoscenza del Cavolano, bellissima realtà, tutti i bambini a vedere la partita nello scontro diretto, bella atmosfera. Domani alle 19:30 il nostro spazio quotidiano. Proposte? Te ne faccio una io. Vai. Perché sto seguendo un po', perché un mio ex giocatore un po' allena, un po' gioca così, il Sarone, l'ex Sarone storico, che era un po' spacciato, invece se non erro ha fatto 5 vittorie consecutive e si è tirato fuori. Sì, mi piace, perché ha battuto Spilimbergo e Valvasone. L'ultima Valvasone mi pare ha fatto tipo non so quanti gol nelle ultime 5 partite, ma tanti. Altro? Io ti dico sì, però ti nomino ancora 2 squadre, dopo ti dico quella, però ti dico Sevegliano Faulis e Maranese più che altro, perché la Maranese si è tirato un po' fuori, ha fatto 2 risultati, ha vinto 13°, ha vinto a Gemona, che non è facile, e ha pareggiato in casa, quindi scelgo loro, però ti nomino anche la Maranese. Però mi piace, io invece cambio, faccio lo switch, perché il Montereale è lanciato verso una vittoria di un campionato e quindi avrà giustamente la sua celebrazione, perché è una vittoria. Sarone ha veramente fatto una roba incredibile per andare a prendersi a Savezza, era in crisi forte, quindi mi piace, la passo. Dobbiamo chiudere con i gol e le parate e vediamo cosa abbiamo scelto. Partiamo dai gol. Gol abbiamo il centroserie che attende la matematica, domenica con il Pro Romance potrebbe arrivare. Costantini sta giocando una stagione bellissima, guardate qua, per come è fatta la porta lì sul campo del centroserie sembra veramente andare a fare canestro, sembra messa con le mani sta qua, ragazzi, bellissima, pallonetto. Marcuzzi dell'Ancona Lumignacco, mi piace come va a prenderla questa palla, no? deve andare a prenderla proprio al volo, buona coordinazione. E sì, c'è il retropassaggio da dimenticare qua del Fontana Fredda, però Mortati poi ci mette la classe. Mortati è capitato sempre in giornate dove qualcuno aveva fatto qualcosina in più di lui, però è uno dei giocatori più belli del campionato dilettantistico, secondo me, quest'anno. Barbieri cosa sceglie? Scelgo la coordinazione del secondo gol. Marcuzzi. Sì, perché dovresti farlo anche a livello settore giovanile, invece coordinazione è dimenticata, sempre tattica, e non c'è più coordinazione. Ma io premierei Mortati perché oltre al gol bello che ha fatto, ultimamente è quello che sta tenendo un po' su il morale del Tamai. Ok, Marcuzzi e Mortati, abbiamo queste indicazioni, andiamo con i 3 opinionisti di terzo tempo. Io vado su Costantino per semplice motivo, no, ti spiego un motivo sopra, perché ero con Luca Filippo al telefono e vedere lui fare un tipo di gol del genere, perché non è che capiterà sempre, va bene così. Marcuzzi per coordinazione assolutamente. Io Mortati. Disastro, però 2 Mortati, 2 Marcuzzi e 1 Costantini. Io avrei votato Costantini, ma a questo punto devo scegliere tra Marcuzzi e Mortati, e allora seguo il ragionamento di Tomei per tutto quello che ha fatto anche, quindi io voto Mortati, perché comunque
era il piedino, anche se tra i due avrei scelto Costantini. Il gol più bello è quello di Costantini. Poi giustamente il mister metteva in luce però mi avete la coordinazione, però il gesto tecnico di Costantini è... Io avrei scelto Costantini, però avete scelto Mortati. No, anche perché ha tolto una ragnatela che era lì da 10 Vuoi cambiare? Se cambi, cambio anch'io, Ma tieni Mortati? No, perfetto, Mortati. Mi dispiace per Costantini, ma a fine stagione vedremo. Io quei gol lì che mi piacciono posso sempre portarli nella finalissima. D'altronde la trasmissione è mia. Allora, andiamo, Mortati miglior gol, andiamo con la miglior parata e chiudiamo. Qua mi deve aiutare Barlocco, perché se la giocano in due. Thion, che l'abbiamo vista poco fa, noi ne mettiamo 3 di solito, ma se la giocano in due. L'altra è questa che arriva, Mirante, con la Forumiuli, il portiere del Fiumicello, decisiva. Riguardatela bene, arriva il replay. Belle tutte e due, preferisco Mirante per rapidità nel contromovimento. Poi la terza sarebbe questa di Pellegrinuzzi, che sta facendo bene con Maniago Vaion di piede, però insomma se la giocano gli altri due. Tu sceglieresti Mirante, vediamo cosa dicono che gli ospiti, Barbieri. Mirante. Esperienza Mirante. Io uguale. Tutti Mirante. Come Davide, sì. L'esperienza anche di Thion, che ha un po' di anni. Andare giù così e metterla in angolo non era facile, Non era facile. Ha fatto una gran parata. Sì, bravi. Bene, abbiamo chiuso con tante giocate, abbiamo scelto anche i migliori, abbiamo nominato tutti, è stata una puntata ricca di temi, visto che ho parlato di parate, chiudo con la storia dei dilettanti, Carloni, parate incredibili addirittura al Real Madrid, ragazzi, stasera vi faccio vedere 2 parate del 1992 credo, sotto gli occhi di Sacchi all'epoca, al Boito. Insomma, Carloni, una storia bellissima, uno dei simboli anche di quel territorio tra Monfalcone e Ronchi. Io ringrazio stasera mister Andrea Barbieri, grazie a te, Ermanno Tomei, grazie a voi, Jimbo Gerli, Davide Barlocco, Sante Bernardo. Niente pesce d'aprile, andiamo a bere una roba tutti insieme, dai, 1° aprile, insomma adesso possiamo fermare, mister, una volta ti fermi anche tu, no, dai. Vi lascio a Carloni che lui sicuramente verrebbe a bere una roba, sentite la sua storia, ciao. 12 dicembre 1968, nato a Monfalcone, portiere, e ha legato la sua storia da numero 1 fortemente con Monfalcone, sia da giocatore ma anche poi nel ruolo di allenatore dei portieri. Con noi oggi Denis Carloni. Ciao Denis. Ciao, buongiorno. Benvenuto. Ciao Massimo. Senti, io tra le varie domande che faccio ci sono gli aneddoti, no? E con te devo ribaltare un po' la mia scaletta e devo raccontare questo. Io Monfalcone ho avuto la fortuna di creare un bellissimo rapporto in questi anni, no? E di conoscere piuttosto bene la storia, che ho avuto l'onore e la fortuna di raccontarla in teatro. E io devo dire che quando Fabrizio Recchia mi ha recuperato il video di quel Real Madrid Monfalcone, mi sono innamorato proprio. Voglio riproporre quel momento in teatro quando parliamo proprio di te e vorrei partire da lì. E forse anche lui avrà ripensato con nostalgia a quel giorno in cui Monfalcone si esaltava non per i gol di Agi o le giocate di Prosinecki, ma per le parate di Carloni. Cioè, io me lo sono solo immaginato, pensavo, ma cosa avrà provato questo qua, quel giorno lì? Contro il Real a Monfalcone. Allora facciamo così, audio dell'epoca, le immagini ce le abbiamo, proviamo a riviverlo per un attimo qua in teatro, torniamo indietro nel tempo. Quel momento lì, questa per me è una delle storie dei dilettanti. Ti chiedo, come l'hai vissuto
quel giorno, di tornare indietro nel tempo, e cosa si prova poi a rivivere a distanza di anni come quella sera in teatro? Ma quel giorno, secondo me, io l'ho vissuta benissimo, era un giorno importante per la città di Monfalcone, una città che parla di calcio. Quella partita, dico, io l'ho vissuta serenamente, perché forse mi trovavo anche a mio agio, mi sono sempre trovato a mio agio forse a giocare con quelli più bravi, quelli più forti, con i più grandi, come si suol dire, no? Quindi è stato, con serenità, con una grande serenità proprio. Ci siamo trovati una settimana prima per non andare in campo proprio così, un po'... No? Sbaraglio, no? Perché l'indomani partivamo per il ritiro, si faceva 2 settimane di ritiro in montagna e tutto. Quindi l'abbiamo vissuta ma serenamente, allegramente, se c'era festa a Monfalcone c'è sempre un po' di festa. Tutto lì. Proprio facile. Tranquillo, Sì, facile. sì. E rivedere, ripensarci... A rivederle, sì, è bello, sempre bello rivederle. Peccato che gli anni passano e non si può vivere solo dei ricordi, no? Anche se è un gran ricordo personale per la società, per la città di Monfalcone, insomma, dai. È forse il ricordo per certi versi, no? Poi ce ne saranno altri, ne parleremo, però quello... Sì, numero uno. Numero uno. Tu praticamente hai legato la tua storia da giocatore con Monfalcone e Ronchi, una fedeltà assoluta. Ma sì, sono nato e ho cresciuto a Ronchi nelle giovanili. Ho voluto fare il portiere, mi piaceva fare il portiere, mi allenavo tanto, arrivavo in campo per primo, andavo via per ultimo. A Ronchi ho avuto tante soddisfazioni, ho imparato tanto, ho avuto la fortuna di avere preparatori importanti, specialmente da giovane, che in quegli anni non ce n'erano sinceramente, erano altri anni, no? Non è come adesso, no? Poi a fine anni 80, 90 si iniziava un po' a cambiare registro, ecco. Poi sì, c'è stato lo spostamento a Monfalcone, la fortuna di entrare in una società diversa, categoria diversa, perché l'interregionale quella volta, senza offese, ma non è la Serie D di oggi, no, perché qui ci sono i fuori quota, lì no, ma era molto difficile, specialmente per i giovani, no? I giovani, se eri bravo giocavi, se no non giocavi. Quindi a Monfalcone sono molto legato, ugualmente a Ronchi, e poi ho deciso di ritornare a Ronchi, anche perché il fallimento a Monfalcone della società è stata una grande delusione, un po' tutto, il cuore comunque a Ronchi, volevano se potevo tornare, eravamo in eccellenza. Sono tornato volentieri, ho voluto tornare con il mio allenatore dei portieri di quella volta, non quello che mi allenava in Serie D, tra virgolette, altra persona stupenda. E niente, sono tornato a Ronchi, ho finito la mia carriera a Ronchi. Sì. Quindi il cuore è diviso tra Ronchi e Monfalcone. Non ho voluto andare più in giro a destra, a sinistra, stavo bene così. Stavi bene. Poi tu invece hai frequentato più squadre quando hai cominciato a allenare, perché tu cominci a fare il preparatore e l'allenatore presto, perché a 32 anni, 31, 32 smetti. 32 sì, ho smesso, purtroppo un grave infortunio mi ha fermato, non era più il caso di andare in cerca di lottare, diventava difficile, il ginocchio era abbastanza ormai andato, dovevo lavorare e quindi la mia passione era nel futuro avevo sempre quella di dire allenerò e pian pianino mi sono messo a allenare. E hai fatto diverse squadre e alleni ancora? Sono 24 anni che alleno portieri, sì. E ho girato tante squadre. Ma senti, prima di andare con le domande della rubrica, no? Ma per te che caratteristiche deve avere un portiere? Cosa hai cercato tu negli anni, lavorando così tanto? Qua il discorso è un po' lungo. No, beh, si sa, i soliti discorsi, in portiere qualcosa lo devi avere dalla nascita, no? Quell'istinto, quella voglia, quella fame, quel coraggio. Poi ci sono tutti i fattori che devi allenare, se li puoi allenare anche, perché non tutti nascono per fare il portiere. Fisiologicamente sono tanti punti da vedere, però sicuramente la prima cosa, io ti dico, sono stato fortunato nella mia vita da quando alleno portieri, perché la prima cosa ho trovato sempre ragazzi educati, intelligenti, con la voglia di fare. Se non c'è questo, non hai rapporto, non puoi scavare niente.
devi crescere e da quella volta che ho iniziato a oggi è cambiato praticamente tutto, no? Ti devi aggiornare, devi stare dietro, trovi portieri preparati, portieri che devono crescere, quindi i lavori sono diversi. Mi dicevi che senti un po' gli acciacchi da preparatore. No? Vabbè, sì, ormai siamo arrivati a un'età che ormai scricchiola un po' tutto, no? Quindi non so il futuro come sarà, vedremo. Mi permetti la battuta, stai benissimo in campo, però mi hanno detto che, io non lo sapevo, che sei bravissimo, hai un talento a cucinare, quindi... Può essere che resterò in società a fare il cuoco, dai, vediamo, sì, può essere Senti, abbiamo parlato di Monfalcone e di Ronchi, però tu hai avuto anche il passaggio a Gorizia, dove vinci un juniores, no? Sì, dopo il primo anno di Ronchi, perché io a Ronchi ho giocato a 16 anni, ho fatto il campionato a 16 anni, una sera proprio, ti dico una cosa incredibile, dell'anno seguente bussano alla porta a casa, mio papà va a aprire, chi si trova davanti? Gigi Del Neri. Io ero ragazzino, non è che conoscevo mio papà, insomma era uomo di calcio, così, no? Siamo stati un po' così, un po' allibiti, no? Cosa succede qua e là? E niente, insomma Gigi quella volta allenava la Serie D interregionale della Pro Gorizia, e mi è venuto a chiedere se avevo intenzione di andare a Gorizia, volevano che andassi lì, e io ho accettato, poi con i Ronchi abbiamo trovato l'accordo. Peccato che poi è sfumato a fine anno, perché a quei tempi c'era l'imprenditore Gianni Sasso, che poi l'ho ritrovato a Monfalcone, 2 volte fallimenti, e quindi poi è saltato tutto, insomma, no? Però abbiamo fatto un anno importante con mister Zampa, allenatore dei portieri, quindi dove impari. Ho iniziato a imparare a vedere il calcio in un'altra maniera, ecco. Chiaro, hai già citato un po' di nomi importanti del calcio regionale, Dennis. Ti chiedo allora, che portiere eri tu? Ma io ero un portiere, adesso che possiamo parlare, dai, posso dirti che ero un portiere abbastanza completo. Tecnicamente, tatticamente, ero bravo coi piedi, di una buona personalità. Poi il mio fisico, sì, ero rapido, veloce, insomma, non ero uno potente, grande, no? Però sì, ti ripeto, tutte queste cose qui le ho avute, le ho migliorate perché ho avuto la fortuna di avere tanti preparatori bravi. E tanti ragazzi invece non hanno avuto questa fortuna. Quindi lavoro, impegno, allenatore bravo, poi cresci anche, no? Tutto lì. Che calcio era quello che hai vissuto tu in quegli anni? La parola che mi viene da dire è bello. Bello da quando sono nato, da quando ero piccolino, che giocavamo nelle strade, nei campetti, poi andavamo appena in allenamento. Siamo cresciuti, ho giocato in prima squadra, sicuramente un calcio diverso, più tranquillo, più divertente, forse, dal mio punto di vista. Sicuramente oggi c'è più intensità, è più difficile, sai, più veloce vai, più facile sbagliare anche, quindi non possiamo fare una colpa. Quello era più bravo, c'è poca qualità, c'è il pro e il contro, no? Però ti dico che una volta di giocatori forti ce n'erano tanti. Non so, io vedo adesso, seguendo Siamo in Eccellenza, che alleniamo, vedo le squadre, c'è un giocatore che è sopra le righe, Carlevaris, facciamo un esempio, no? Sì. Perché è bravo, ma uno. Il resto sono buoni giocatori, ma invece una volta ce n'erano tanti, ragazzi, tanti. Vedi portieri, portieri. Io ti parlo di quando giocavo io, più o meno degli anni miei. C'erano tanti portieri forti, ma forti, parliamo, cioè, ti dico forte, Michele De Reossi, Reale, Cesare Moretti, papà. Sì. No, adesso non mi vengono quelli che mi vengono in testa così, c'era Gagliussi, gente forte, e non avevamo forse una scuola da piccoli come l'hanno adesso, no? Eppure facevi la differenza. Mi hai fatto un po' di nomi adesso, mi dici tu che giocatori hai apprezzato? Io ho giocato contro, ho avuto la fortuna, dico che la sfortuna a volte perché mi ha fatto gol, di giocare contro tanti giocatori forti, ti dico i fratelli Brugnolo, io ti parlo adesso di Monfalcone, della nostra zona, i fratelli Brugnolo, Severini, di un altro pianeta. Le punte, Iacoviello, Bruno Ioculano, per me la punta più forte che abbiamo mai visto. Andavia Grado, Omar Pozzetto, il portiere Cicogna, cioè gente forte, ma ce n'erano tanti, una lista infinita. C'era qualità. Sì. Allora, la domanda della partita indimenticabile,
Abbiamo già parlato del Real Madrid, dimmene un'altra che sia legata ai dilettanti, no? No, una partita per me indimenticabile, incredibile, è stata tanti anni fa un Trivignano-Ronchi, si parlava di eccellenza, noi eravamo messi veramente male, mancavano 3 partite alla fine, eravamo in classifica retrocessi, il Trivignano aveva 2 punti più di noi. Siamo andati a giocare là, terz'ultima partita se non sbaglio, se parlavamo, praticamente eravamo giù. Il problema è che ci siamo trovati con 3 titolari, io, Brugnolo, Paolo e Paresson Andrea, altro grande giocatore. Riserve, juniores, c'è una partita decisiva così, dici qua siamo legati, no? E dopo il calcio sai com'è, il Trivignano solo nello specchio della porta, constatato, registrato da chi segnava tutto, ha concluso per 16 volte, solo nello specchio della porta, colpendo 3 pali. Noi abbiamo fatto un tiro in porta, un Eurogol di Aldo Raffaelli. Quindi quelle partite lì, immagino se hanno calciato anche così tanto, avrai anche parato un po', no? Io ho fatto di tutto e di più, i pali mi hanno aiutato in qualche situazione, però pensi no, in un momento così sei quasi retrocesso, la vinci in quella maniera, dici no, il calcio è incredibile. Incredibile. No? Poi abbiamo pareggiato a Manzano e vinto l'ultimo in casa, ci siamo salvati. Il Trivignano è retrocesso allo spareggio, Sevegliano a quella Aquileia, pensate. Incredibile. Senti, invece ti chiedo una persona per te indimenticabile. Se parliamo di calcio posso solo dire Biagio Dreossi, il mio vecchio allenatore, quello che mi ha insegnato un po' tutto, da piccolo, ma anche da grande, perché l'ho avuto sia da giovane. Lui mi ha preso quando giocavo giovane in prima squadra a 16 anni, mi allenavo con la squadra e giorni liberi andavo a fare allenamento con lui. Poi l'ho riavuto a Monfalcone e me lo sono riportato a Ronchi. Persona micidiale, numero 1, per insegnare, un maestro, ma per tanti nella nostra zona. Hai un aneddoto ricorrente, un ricordo ricorrente? No, allora, un aneddoto, più che altro un ricordo, perché essendo in campo quasi ogni giorno, insomma, a Monfalcone, come domenica scorsa è venuto a trovarmi Michele, contento, il discorso casca spesso su Andrea Brugnolo, è un ricordo importante, una persona che abbiamo vissuto anni in calcio belli, difficili. Ti dico, si andava in trasferta, lui era sempre la guida, io col pilota e Michele contento dietro, si partiva, non sapevamo mai quando si tornava a casa, quindi sì, è un ricordo sempre bello per lui, ecco. Andrea, sì. Un aneddoto, un ricordo, o soprattutto un aneddoto che non hai mai raccontato, ce l'hai e me lo racconti o no? Facciamo una risata? Vai. Tanti anni fa, avevo appena fatto 18 anni, se avevo 18 anni, lavoravo in una fonderia e niente, domenica avevo la partita del campionato e dissi alla società che dovevo andare via per lavoro in Germania perché avevamo avuto dei problemi con del materiale e sono stati un po' così quella volta, no? E invece sono andato a casa, ho preso la macchina, 2 amici miei e siamo andati all'Oktoberfest. Okay. Quindi questo altro non ti racconto. No, ne fermiamoci lì. Però Dennis, possiamo dire che una parte del modo di vivere il calcio in quel territorio, e per quello che ho visto anche in questi anni, insomma, c'è anche la parte goliardica, oltre alla grande passione, la grande voglia di far bene. Sì, ma no? Sicuramente. Siete di festa. La nostra zona è calda, è così, ma è sempre stata. Sei stato anche tu così? No, sono ancora. Okay. Fino a che posso, gioco, mi diverto, mangio e bevo, senza nessun rimorso. Giusto. Fra poco c'è il torneo delle regioni. Tu hai fatto anche il Barassi, no? Da portiere. Sì, ho fatto prima l'Under 18, che quella volta abbiamo fatto il torneo dell'Adriatico, l'abbiamo vinto, però ho fatto solo la prima partita, poi messo sotto la mano, ho perso tutto e c'era come Reale, grande portiere. Poi ho fatto il Barassi, giù in Puglia, anche lì, belle le prime esperienze, vai via, no? Tanta roba, dai, per i giovani. Abbiamo fatto una foto con Toloi, con chi era? Con Toloi, poi c'era Sebastianis che era il nostro capitano, tanti giocatori bravi, insomma, bello. E allora ti ho riportato così indietro
per chiudere, allora, cos'è stato per te il calcio dilettanti, riguardandolo da quei giorni lì giovani a oggi che sei ancora sul campo? Ma il calcio dilettantistico per me è stato tutto, mi ha dato tutto, la vita, perché a parte lavorare, io ho passato una vita sul campo, ho girato tante società, tante squadre, ma la cosa più bella è stare in campo. Quello che i giovani d'oggi devono capirlo, non andare in giro per le strade. Il campo è la vita, ti diverti, cresci. Assolutamente. E con Real Madrid quando torni a giocare? Ma adesso la prossima settimana mi sembra che mi chiamano a fare un provino. Se fai ancora parate così magari... No, ma in cucina. Ah, in cucina. Abbiamo detto in cucina. Denis, grazie, è stato bello chiacchierare Grazie a te, Massimo. E ricordare. Grazie ancora. Grazie a voi.